Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Titanfall. Come potete ben vedere ci troviamo proprio all'interno della nostra schermata principale, pronti a intraprendere una nuova avventura in multiplayer. Allora vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Questa volta cercheremo di provare una nuova classe che ho appunto creato negli scorsi minuti. Come potete ben vedere sono riuscito a creare la classe numero 3, questa volta con un personaggio di carattere femminile, DMR Longbow da cecchino semiautomatico. Sicuramente interpreteremo questo ruolo all'interno di questa splendida partita che tenteremo di giocare, e soprattutto utilizzeremo la prima arma anti-Titan che abbiamo sbloccato, ovvero un razzo pesante Archer. Però come arma di riserva avevo intenzione di testare questa nuova automatica Re 45, tanto per spaziare un pochettino nelle diverse armi che ci sono in questo gioco. Certo, ovviamente basta un'arma per ottenere il maggior punteggio e saperla maneggiare, però ovviamente è anche importante spaziare tra le varie possibilità che questo gioco offre. Come abilità tattica utilizzeremo sempre la Steam, avremo anche velocità di movimento e rigenerazione migliorata per un breve periodo. Allora, come ordigni utilizzerò la granata esplosiva perché mi sto trovando meglio, proprio perché è molto più utile contro i giocatori inerenti all'ambito della fanteria, quindi vediamo di utilizzare questa. Perfetto. Per quanto riguarda invece il nostro equipaggiamento Titan, vediamo di creare qualcosa di diverso. Come telaio abbiamo esclusivamente il telaio Atlas, telaio versatile, tra una sorta di via di mezzo equilibrata tra l'agilità e la robustezza. Arma principale, olè. Allora, razzo quadruplo, io direi di utilizzare il cannone da 40 mm, spara colpi esplosivi ad alto potenziale con una buona precisione. Va bene. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, la modalità standard va abbastanza bene. Il nostro scudo a vortice, e come ordigno proverei le testate collegate. È necessario agganciare un nemico per poter sparare con questo ordigno. Ogni colpo consiste in una raffica di 3 missili a ricerca. Bene. Mentre espulsione nucleare, questa è una particolare abilità del nostro Titan. Dopo l'espulsione il tuo Titan si carica brevemente, quindi fa detonare il suo reattore infliggendo enormi danni. Quante volte mi hanno ucciso con questa modalità? Autoespulsione superstite. Il tuo Titan perde salute più lentamente quando è in stadio terminale, consentendoti di lottare più a lungo prima di doverla abbandonare. Potrebbe essere molto utile. Grandioso. Vediamo adesso di catapultarci immediatamente all'interno di una nostra partita. Però prima di tutto selezioniamo una nuova carta Barn. Mi avete fatto vedere che sono molto importanti. Vediamo un pochettino. Lancia mag potenziato. Sostituisci l'arma anti-Titan con un lancia mag ad alta capacità. Va bene. Virus wifi. Cattura automaticamente gli Spectre nelle vicinanze. 40 secondi in meno al tempo di costruzione alla ricarica del nucleo del Titan. Prestigio. 80 secondi in meno al tempo di costruzione alla ricarica del nucleo del Titan. Questa potrebbe essere utile. 80 secondi vanno abbastanza bene. Arsenale imponente. La tua espulsione del Titan causa un'esplosione nucleare estesa. Questo può andare bene. Va bene. Anche l'Archer potenziato. Ok, siamo pronti per intraprendere una nuova avventura, quindi lanciamoci immediatamente nella nostra solita battaglia. Però questa volta vorrei provare magari la... Ed eccoci ragazzi finalmente all'interno della nostra partita. Come potete vedere scegliamo immediatamente la nostra classe numero 3 e il nostro, la nostra classe che abbiamo certamente personalizzato. Allora deve essere appunto questa: scudo a vortice e testate collegate. Inizio tra un secondo ed eccoci catapultati sul campo di battaglia con un ottimo fucile da cecchino proprio da Olimpiadi. Allora uccidi i piloti e sicuramente i Titan avversari. Vediamo quello che possiamo fare. Ecco la nostra pistola all'Halo 3. Eccoci qua, avanti. Vediamo quello che possiamo fare. Attenzione, già si vedono spari in aria. Intanto il nostro personaggio è pronto a far fuoco. Attenzione, si prova a scrutare proprio l'atmosfera circostante con il nostro grande mirino. Vediamo un po' da questa parte. Vediamo come va il ping. 98, wow, abbastanza alto. Però cerchiamo di giocare nonostante questo bene. Attenzione, da questa parte completamente sgombro. Fatemi passare ragazzi. Vediamo un po' quello che riusciamo a notare. Vediamo. Allora tentiamo da questa parte ragazzi. Magari vicino alle rocce siamo un po' più coperti. Ok, qui ovviamente non ci sono limiti. È solo un semplice deathmatch a squadra a quanto ho capito. Perfetto, vediamo un po'. Attenzione, chi c'è da questa? Attenzione, nemico davanti a noi. Colpito, male... No, non l'abbiamo colpito. Attenzione di dietro, eccolo, un soldato. Attenzione, con un altro. Maledizione, ci fanno secchi. Via di qui. Meno male. Ah, usa il cavo. Che cos'è questa roba? Proviamola, attenzione. Forse ci possiamo lanciare direttamente da questa parte. Maledizione. Di dietro, eccolo. Vabbè, cerchiamo di stare un po' più attenti. Ah, è arrivato col cavo e addirittura con quella modalità strana sicuramente di invisibilità alla Crysis 3. Attenzione, ancora nel mezzo del campo di battaglia. Vediamo un po'. Vediamo da queste parti, che mi sento un pochettino circondato. Vediamo un po' da questa parte, sulla sinistra. Mi sa che è completamente vuoto. Eccolo bersaglio davanti a noi. Vediamo di fare qualcosa. Ancora non sono riuscito a sparare neanche un colpo con questo fucile da cecchino come si deve. Ok.
Attenzione, forse c'è qualcuno là sopra. Diamo un'occhiata. È vuoto, vediamo da quella parte. Attenzione, arriva qualcuno, probabilmente un Titan nemico. Eccolo, bam, ottimo colpo alla testa. Eccoli che arrivano, soldati della milizia nemici. Vediamo un po', ole, colpiti. Attenzione, questo è un nemico, beccato. Ci stava per fare a pezzi. Vediamo di utilizzare la modalità, come dire, occultamento. Vediamo di provarla. Una lezione qui, sono qui, ci stanno facendo a pezzi. Via. Proviamo a scappare da questa parte, magari vicino al cavo. Attenzione, mamma mia, granata esplosiva. Attenzione, vediamo di tornare completamente al nostro comando principale. Vediamo un po', devono essere appunto da queste parti. Eccolo, ottimo colpo alla testa, ragazzi, ne abbiamo beccato un altro. Grande, finalmente sono riuscito a capire come si usa questo fucile. Attenzione, vediamo un po'. Mi sembra di aver ottenuto un nuovo livello appunto per il nostro personaggio. Attenzione, altro bersaglio. Grande colpo. Siamo proprio al tiro al piattello. Vediamo un po', la zona è abbastanza sgombera. A quanto pare questo nostro fucile fa del male anche ai Titan nemici. Eccolo. Deve essere da queste parti. Maledizione, non l'ho beccato. Vediamo un po'. Eccolo. Attenzione. Non l'abbiamo preso, maledizione. Sono molto rapidi anche. Eccoli, devono essere qui. Olè! È uno Spectre nemico. Attenzione, Titan pronto, finalmente. Vediamo di farlo arrivare proprio da quella parte. Dove l'abbiamo spedito il Titan, maledizione? Eccolo, sta arrivando. Perfetto, vediamo di muoverci. Eccolo dall'altra parte. Sicuramente sarà coperto da una sorta di scudo, però mi sa che l'abbiamo gettato in un posto molto lontano dalla nostra posizione. Vediamo di farci strada con delle granate. Attenzione, eccoci. Il nostro Titan è proprio da questa parte. Non so se riuscirò ad arrivarci, ragazzi. Eccoci. Iniziamo a danzare. Grazie, amico mio, fammi salire. Eccoci, siamo dentro. Attenzione, qualche proiettile in più. Grande. Missile ricerca di calore. Grandioso. Attenzione, ancora davanti a noi. Meno male. Lasciatemi stare. Attenzione, andiamocene via, ragazzi. Dobbiamo squagliarcela. Datemi una mano. Attenzione, però siamo riusciti a salvarci. Niente, siamo in una bruttissima zona. Vediamo di fuggire. Ancora. Maledizione, abbiamo terminato i nostri colpi. Eccolo ancora davanti a noi questo maledetto. Vediamo di fargli vedere chi siamo. Attenzione, ancora altri colpi. Abbiamo una granatina in mano. Maledizione, vieni qua, bello. Guarda, ma che arma è questa che ha in mano? Ci sta facendo proprio a pezzi. Eccolo. Ancora si continua. L'abbiamo mancato. Attenzione, missile ricerca di calore ancora in caricamento. Vediamo se riusciamo a scrutarla appunto vicino alle rocce. Gli abbiamo fatto sicuramente del male, ragazzi. Eccolo. Attenzione, anche per nemici da quella parte, degli Spectre. Ok, ancora si procede in questa atmosfera futuristica. A quanto pare il Titan se l'è data a gambe. Benissimo, ricarichiamo il nostro grande mitraglione di Far Cry 3. Perfetto, vediamo un pochettino questa zona. Però mi piace tantissimo questa atmosfera, come dire, marina, proprio alla grande. Attenzione, bersaglio davanti a noi. Vediamo se riusciamo a farlo secco. Eccolo che arriva. Niente, è riuscito a sghignarsela. Eccoli. Attenzione, devono essere qui. Perfetto, ci deve essere un Titan da queste parti. Vediamo se riusciamo ad affrontarlo come si deve. Vediamo un po', attenzione, altri nemici qui davanti a noi. Ecco, una zona abbastanza brutta. Vediamo un po' se l'abbiamo beccato. Via. Attenzione, ecco il Titan nemico. Vieni qua, bello, vieni qua. Aumentiamo i danni. Non credo di potercela fare, però. Attenzione, ci stanno facendo a pezzi. Via. Benissimo. Attenzione, vediamo se riusciamo a buttarla al tappeto. Buttiamolo al tappeto questo maledetto. Attenzione, ancora. Dai che riusciamo a ammazzarlo. Grandi. Dov'è? Maledizione, volevo farmi un incontro di box e se n'è andato, maledizione. Vediamo un pochettino. Altri bersagli qua davanti a noi. Vediamo se riusciamo a offrire fuoco di copertura. Allora, ce la stiamo cavando abbastanza bene anche con il Titan, ragazzi. Eccoli. Mamma mia. Allora, da questa parte è completamente sgombro. Non c'è più nessuno. No, che non c'è più nessuno. Guardate quanti Spectre qua davanti a noi. Attenzione, altro Titan nemico. Non so se questa volta ce la possiamo fare. Via. Diamocela a gambe. Magari ricarichiamo. Ottimo. Allora, vediamo di recuperare un po'. Eccolo, deve essere appunto da queste parti. Il nostro alleato sta dando un po' di fuoco di copertura. Eccolo davanti a noi, il maledetto. Vediamo un pochettino. Pugnone alla Rocky Marciano. Muhammad Ali. Incontro di box. Attenzione, ancora. Mamma mia. Titan agganciato. Espulsione. Andiamocene via. Grande. Vediamo di spostarci da questa parte. Allora, dove siamo? Attenzione, ci deve essere ancora qualcuno. Un Titan avversario. Ci hanno distrutto il nostro grande amico. E torniamo con il fucile da cecchino. Allora, vediamo un po'. Da questa parte ci deve essere qualcuno. Vediamo. Eccolo. Maledizione. Cerchiamo di stare attenti. Calma. Stiamo attenti che da questa parte è completamente vuoto. Però questa modalità, anzi forse mi piace più delle altre perché c'è molta libertà a livello quindi di gioco. Non ci sono particolari obiettivi imposti. Ecco il Titan nemico davanti a noi, si tenta l'aggancio ma a quanto pare è riuscito a svignarsela. È un Titan probabilmente abbastanza forte rispetto agli altri. Eccolo, lanciano queste bombe davvero che disorientano
il tutto. Vediamo se appunto da queste parti. Ancora, continuiamo. Automatica calibro 45. Abbastanza grande come pistola. Siamo in vantaggio, ma la battaglia Oh! restate concentrati. Attenzione, 2 Spectre davanti a noi, eliminati con una rapidità davvero unica. Vediamo di raccogliere un attimino il loro fucile, perché ancora sono vivi. Sembra C3PO e R2D2 pronti. Attenzione, sono molto simili. Ok, eccoci. Vediamo un po', abbiamo raccolto immediatamente un'arma. Vediamo se possiamo esprimerla direttamente su questo Titan. Ottimo colpo, mi sa che è riuscito a parare il colpo con un po' di armatura. Vediamolo, eccolo ancora davanti a noi. Se ne spunta un altro, eccolo, Titan davanti a noi. Cerchiamo di eliminare però quello nemico. Aia, ci ha fatto saltare proprio dall'altra parte. Selezioniamo magari la nostra modalità con il nostro Archer potenziato. Titan pronto, sicuramente lo evocheremo da questa parte. Arriva Tony Stark dall'altro, ragazzi, ci faremo un bel viaggio nel futuro. Eccolo che arriva. Oplala, vediamo se possiamo iniziare. Grazie amico mio, dammi una mano per salire proprio qui dentro. Vediamo dove siamo. Eccolo, Titan nemico davanti a noi. Facciamolo a pezzettini. Eccolo, 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 eccolo ragazzi. Eccolo, a combattere con me. Ottimo pugno. Attenzione, ci spedisce probabilmente qualcosa indietro. Noi gliela rispediamo. Un altro pugnone in testa. Eccolo, 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 eccolo. No, ci stanno facendo a pezzi. Maledizione, ci stanno facendo a pezzettini. Spedirlo dall'altra parte. Oh, non si capisce per un accidente. Andiamo, ce n'è un altro. Siamo riusciti ad eliminarlo. Grandioso. Chi c'è che rompe le scatole da quella parte? Espulsione, vediamo di andarcene via. Ok, vediamo di continuare. Questo Titan sicuramente non ci darà non ci noterà. Vediamo se possiamo colpirlo alle spalle. Perfetto, ottimo. Guardate che gran cannonata che gli abbiamo sparato. Sicuramente avevamo l'Archer potenziato. Eccolo, però non voglio perderlo. Non voglio perderlo, infatti mi aveva visto, maledetto. Vediamo se possiamo beccare. No, questo la conosce la mappa, maledizione. Eccolo, eccolo via da questa parte, ragazzi. Non voglio perdere questa chicca di ingegneria. Attenzione, l'ha fatta proprio Tony Stark per noi quest'arma. Attenzione, ecco. Se la starà vedendo con un nemico ancora più grosso di lui. Se la starà vedendo con un nemico più grosso di lui. Niente. Dov'è? Dov'è? Eccolo qui. Attenzione. L'abbiamo beccato. Non è che ce lo spedisce di nuovo indietro il razzo, Eccolo, deve essere qui. Guardate un pochettino che lotta. Eccolo, eccolo, eccolo. No, non l'ho beccato. Anzi, mi sono fatto male io stesso. Vediamo se possiamo procedere da questa parte, magari. Attenzione, la zona è completamente pulita. Attenzione. Ehi, chi c'è qui? Attenzione, chi c'è? Dov'è? Maledizione. Aiutami, amico mio, aiutami. Mi vuole far male. Attenzione, dov'è? Maledizione, andiamocene via da questa parte. Deve essere qui intorno. Eccolo, maledizione. Eccolo, con la pistola all'Halo Reach. Vediamo un po'. Attenzione, eccolo, andiamo con la nostra pistolina. Grande, assist pilota, grazie amico mio se sei riuscito a salvarmi. Utilizziamo sto cavo benedetto che ancora non sono riuscito a capire come funziona. Andiamo alla grande, vediamo un po' pulito. Grandioso, vediamo di continuare da questa parte. Abbiamo ancora l'Archer potenziato, ragazzi. Titan pronto, però voglio abbattere questo maledetto davanti a noi. A quanto pare lo stanno per fare a pezzi, esplode proprio in aria. Attenzione, ci deve essere ancora qualche altro bersaglio qua davanti a noi. Vediamo un po'. Prepararsi all'estrazione, maledizione, ci hanno sconfitto. Vediamo, ci deve essere ancora un avversario che cammina da queste parti. Oppure l'ha fatto secco. Epilogo, raggiungi la navicella. Non siamo riusciti a vincere, abbiamo perso di circa 40 punti. Però davvero ho provato questo nuovo fucile di precisione che sembra davvero molto particolare. E sicuramente queste belle partite a Titanfall sono grandiose nel momento in cui si provano queste nuove armi, anche queste nuove carte. Allora, vediamo di procedere qui nelle grotte di Far Cry 3. Attenzione attenzione. Eccolo, il nostro Archer potenziato. Guardate un po' che missilone che parte. E attenzione, colpito direttamente nel retrotreno. Andiamo da questa parte. Ottimo, arrivo in 7 secondi. Eccolo ancora davanti. No, maledizione, ci hanno beccato. Che è una specie di lanciagranate. Guardate che figo. Ci hanno proprio colpito in pieno, maledizione. Però non è andata tanto male. Siamo riusciti a fare 14 uccisioni a scagnozzi. Abbiamo distrutto 2 Titan e anche un pilota. Nonostante tutto siamo morti solo 4 volte. Davvero ce la siamo cavata abbastanza bene. Mi raccomando, ragazzi, ancora vi ripeto, inviatemi la vostra richiesta di amicizia su Origin. Ma vi ripeto, mandatemi un messaggio sull'account di YouTube con il vostro nome e con titolo del messaggio magari Origin ID o magari nickname, così io vi riconosco e vi posso aggiungere tranquillamente senza problemi. Comunque, partita abbastanza competitiva, siamo riusciti a destreggiarci come meglio potevamo, abbiamo guadagnato qualche livello, però ne voglio fare un'altra perché questo gioco davvero ogni partita che fai te ne vuole fare come dire un'altra, sempre in rapida successione, come quando si mangiano patatine o roba del genere. Allora, eccoci arrivati, abbiamo guadagnato un altro po' di esperienza, circa, sì, va bene, un quarto del livello 12 e abbiamo sbloccato una arma principale del Titan che sembra un po' una sorta di motosega. Vediamo di provarla magari nel prossimo game. Allora,
Equipaggiamenti Titan, perfetto. Titan numero 3, chiamato Atlas, perfetto. Plasma Railgun. La Plasma Railgun spara un raggio di energia ad alta precisione a grande distanza. Usando lo zoom l'energia dell'arma si carica di livello in livello fino a raggiungere la potenza massima. Sicuramente un raggio di fuoco inferiore alla norma, però una grande precisione e soprattutto una grande portata. La useremo all'interno della prossima partita, ragazzi. Ah sì, dimenticavo, come ovviamente sapevamo, modalità di combattimento standard per quanto riguarda quest'arma. Bene, vediamo di catapultarci nuovamente all'interno della nostra partita. Come arma principale il nostro Dungbow da cecchino ha ottenuto la OG, ma a quanto pare ne utilizzeremo sempre il 6x con magari un ottimo stabilizzatore per ottenere sicuramente più stabilità a livello di precisione. Quindi ragazzi ci becchiamo tra qualche secondo. Ed eccoci ragazzi nuovamente in battaglia, siamo pronti a ballare come al solito, fucile da cecchino pronto in mano, attenzione, balzo alla destinazione, si arriva nella nostra navicella, C3PO è accanto a noi insieme ai R2D2, si stringono la mano, Anakin Skywalker sarà qui pronto direttamente che ci aspetta, assomiglia molto ragazzi questa atmosfera appunto a quella di Star Wars, sembra la base principale, guardate un po', Tyrannosaurus Rex, attenzione del futuro, guardate che figo, attenzione, sembra un mutante proprio, qualcosa del genere, però la battaglia è da tutt'altra parte. Cercheremo di concentrarci quindi più avanti. Benissimo, attenzione, pistola alla mano. Ehi, attenzione, che succede da queste parti? Vediamo di utilizzare più il cecchino, ragazzi. Nemico davanti a noi, ottimo colpo alla testa. Attenzione, altro colpo. Ottimo, tiro al piattello, ragazzi. Vediamo un po', altro nemico davanti a noi. Gli abbiamo fatto la barba alla testa. Ottimo, abbiamo ottenuto anche un'ottima sfida. Vediamo un po' da queste parti, ci deve essere qualcuno che si accinge a muoversi. Vediamo un po'. Maledetto, ricarichiamo. Attenzione, però non ce la siamo cavata male, Vediamo. Amico mio, vediamo un pochettino. Il nemico davanti a noi deve essere qua intorno, e che questa mappa non la conosco neanche molto bene. Vediamo. Un bello Spectre. Perfetto, ci la stiamo cavando proprio. No. Eccolo qua. No, dove sei? Dove sei, maledetto? Dove sei? Eccolo qua, dove sei? No, maledizione. Non siamo riusciti a farla a pezzi. Però, davvero, pure lui cercava di prenderci a calci come Bruce Lee in persona, però non ce l'ha fatta. Attiviamo la nostra modalità prestigio. Ok, vediamo di tornare come pilota. Benissimo, attenzione, bersagli probabilmente davanti a noi. Ottima granata, probabilmente ci aiuterà. Attenzione. Spectre davanti a noi. Non è uno Spectre, è un giocatore. Perfetto, eliminato. Titan pronto, il nostro grande Tony Stark sta arrivando dall'alto con tutta la sua abilità. Eccolo che arriva con il palladio piantato in petto. Vediamo se ce la possiamo fare. Dammi una mano, amico mio, fammi salire che da solo non ce la faccio. Sono troppo piccolo e indifeso. Allora, questa è la nostra nuova arma. Vediamo un pochettino come funziona. Perfetto, attenzione. Vediamo da queste parti. Buttiamoci dentro. Vediamo un po'. Eccoli i soldati nemici da quelle parti. Vediamo un po'. Continuiamo a far fuoco. Attenzione, abbiamo terminato già i colpi, maledizione. È davvero molto complicato utilizzare quest'arma. Vediamo qua. Così carichiamo la potenza, ho capito, perfetto. Attenzione nemico, olè, ho capito, perfetto. La nostra scheda al plasma qui come appunto si chiama, è abbastanza utile quindi per i combattimenti a lunga distanza. Arriva il Titan, ragazzi, il gigante tra le formiche. Attenzione, Davide e Golia. Vediamo un pochettino chi c'è da queste parti. Vediamo un po'. Questa zona è completamente sgombra. Attenzione, un semplice soldato. Vediamo un po' da questa parte. Attenzione, eccolo, Titan nemico da dietro di noi. Probabilmente ci ha sentito, ragazzi. Ci ha sentito, deve essere appunto qui intorno. Non l'ho preso, maledizione. Vediamo un po'. È difficile usare quest'arma, Forse dobbiamo imparare a usarla molto meglio di ora. Vediamo un pochettino, vediamo di procedere più avanti. Ok, sembra abbastanza sgombro. Ci deve essere un Titan da queste parti, Vediamo di sparare addosso direttamente tutta la nostra possibilità di fuoco. Vediamo un pochettino. Ottimo, non ce l'abbiamo fatta, maledizione. Passiamo da questa parte, vediamo di offrire un po' di supporto ai nostri cari amici. Eccolo. Vediamo di sparare addosso un bel po' di roba. Attenzione, non lo vedo. Eccolo. Mi sa che è volato dritto in aria. Eccoci, Titan avversario. Olè, bel colpo. Attenzione, Spectre qui davanti a noi. Vediamo se possiamo continuare. Calma, amico mio. Attenzione, ci stanno attaccando. Vediamo di uscire. Maledizione, solo che abbiamo una semplice pistolina. Eccolo. E lascia in pace il mio Titan, maledizione. Purtroppo il nostro Titan è ormai fritto e dobbiamo utilizzare l'arma anti-Titan, mi sa. Vediamo un po', non possiamo salirci, vero? Maledizione, ci ha calpestato. Probabilmente se ne è impossessato un altro giocatore, maledizione. Va bene, utilizziamo una nuova carta Barn, arsenale imponente. La tua esplosione dal Titan causa un'esplosione, perfetto. Ce l'abbiamo, è disponibile, ottimo. Vediamo di combattere. Da queste parti. Vediamo un po'. Calma. Mi sa che non c'è nessuno. Vediamo invece da quest'altra parte. L'avevo visto, ragazzi, maledizione. Vediamo un po'. È fuggito. Eccolo che arriva.
Eccolo che arriva. No, il vetro, maledizione. Vetro antiproiettile, maledizione. Vediamo un po', abbiamo rotto sicuramente una prima parte. Però c'è un Titan da queste parti. Vediamo se possiamo farla a pezzettini. Eccolo, deve essere appunto qui intorno. Vediamo di dare una mano al nostro grande amico. Niente, maledizione. Vediamo di salire direttamente qua su. Ce la facciamo? Niente, alla principe di Persia. Attenzione, eccolo. Che vuoi tu? Vai via. Vediamo di andare direttamente da questa parte. Proviamo a farci una bella scalatina qua su. Grande. Vediamo. Niente, qua sembra sgombro. Vediamo di farci un bel saltino. Grande. Ehi, amico mio, uno Spectre. Perfetto, l'abbiamo ripulita la zona. Da queste parti. Attenzione. Titan che si muove in fiamme, ragazzi, come una torcia umana. Vediamo se possiamo agganciarlo. Ottimo colpo. E Titan distrutto dal nostro grande Archer, completamente armato. Attenzione alle spalle. Eccolo. No, niente. Purtroppo aveva uno squallido fucile a pompa calibro 50.000 e ci ha fatto arrivare direttamente dall'altra parte. Allora, continuiamo. Attenzione, stiamo vincendo alla grande, ragazzi. Vediamo un po'. Attenzione, Titan ancora avversario. Deve essere appunto qui intorno. Deve essere... attenzione, un nemico. Eccolo che vola. Ecco dov'era, l'avevo visto, maledizione. Vediamo un po'. Niente, deve essere il Titan proprio sopra di noi. Ecco che arriva il nostro. Eccolo che arriva. Eccoci, perfetto. Vediamo di assumere il suo controllo. Intanto arriva un altro Titan. Ecco, attenzione alla testa. Perfetto. Saliamo, amico mio, dammi una mano come al solito. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Deve essere appunto qui intorno. Eccolo. Boom. Vediamo se riusciamo a farlo saltare in aria. Un altro colpo. Benissimo, ancora mi sa che è vivo. Epilogo, elimina tutti i nemici perché la base è nostra. Grandioso, saliamo direttamente al piano superiore, come ovviamente è solito da parte nostra. Grande, una partita vinta, una partita persa, come al solito. Ragazzi, all'interno del prossimo gameplay vedrete la bella. Attenzione, eccoci. Quest'arma però non mi piace molto perché ha bisogno di tanto tempo per riuscire ad esprimersi. Eccoli, soldati davanti a noi. Eccolo. È più che altro un'arma semiautomatica. Attenzione, guardate questo. Eccolo. Boom! Ottimo colpo, addirittura siamo riusciti a intercettarlo. Vediamo da queste parti ci deve essere un soldato nemico. Vediamo un po', eccolo, deve essere appunto qui intorno. Benissimo, ottenuta una grande uccisione. Vediamo un po', eccolo, un altro Spectre nemico. Abbiamo terminato i colpi, dobbiamo andare dritti con il corpo a corpo. Perfetto, ottimo pestaggio. Vediamo un po', attenzione. Arriva la navicella nemica. Proviamo a distruggerla. Vieni qua. No, non me ne sono neanche accorto. È dritta nell'iperspazio a dare un'occhiata all'imperatrice della zona. Attenzione. Vediamo un po'. Uno Spectre. Però la partita è terminata. Ottimo punteggio da parte nostra. 11 scagnozzi uccisi, nonostante i 107 punti di ping e 3 piloti fatti a pezzi. Titan distrutto sicuramente uno, quello che abbiamo fatto a pezzettini con il nostro grande Archer armato fino ai denti. Bene ragazzi, abbiamo giocato ben 2 partite, come al solito ci siamo divertiti alla grande. Sempre va meglio in questo gioco, ovviamente avete visto i primi gameplay, ero un po' impacciato, adesso sono riuscito a capire come funziona, anche se questo gioco davvero ha ancora tanta potenzialità, tante potenzialità che potrebbero essere sfruttate meglio, come per esempio questo tempo di attesa ogni volta nella sala, nella lobby è davvero proprio infinito. 70 secondi proprio per pensare magari alla prossima classe all'interno della quale potremmo destreggiarci. Però davvero per me 70 secondi sono davvero troppi. 30 potrebbero bastare e velocizzerebbero davvero molto le partite. Comunque sicuramente questo è qualcosa che con le prossime patch probabilmente sistemeranno. Comunque fatemi sapere ragazzi la vostra opinione di questo gameplay come al solito. Adesso voglio dirvi appunto 2 cose riguardanti 2 game, però mi raccomando ragazzi, è un gioco davvero molto divertente. Anche a livello grafico non è che sia una sorta di gioco molto potente, nonostante i suoi 50 giga se non sbaglio, a causa del pacchetto audio. Non ho capito bene, che è stato scomposto per rendere il gioco più leggero. Comunque questo gioco davvero non necessita di grandi potenzialità a livello hardware del computer, quindi magari ragazzi potete provarlo. È un gioco davvero molto interessante. Fatemi sapere la vostra opinione sempre riguardante questo gioco. Inviatemi la vostra richiesta di amicizia sull'account con un vostro messaggio di posta narrante sicuramente il vostro nome e anche il testo riguardante Origin. Allora ragazzi, avete visto all'interno della pagina Facebook la novità delle prove libere. Sono riuscito su Formula 1 2013 a ottenere la prima posizione nelle prove libere con un grande assetto. Davvero non mi sono neanche reso conto di come sono riuscito a ottenerlo. Certo, prima di riuscire a stilarlo ci ho messo diverse settimane, perché provavo davvero diverse volte al giorno.
giorno, però non riuscivo sempre a ottenere la perfezione. Ma questa volta questo assetto si è rivelato proprio una manna dal cielo. La macchina è davvero prestazionale in qualsiasi eventualità, quindi davvero ragazzi un assetto molto particolare che davvero ci farà divertire molto nella gara a Monza. Giocherò le qualifiche tra qualche giorno, perché sicuramente in questi giorni, come avete ben potuto leggere anche dagli ultimi commenti, non ho molto tempo, però quando potrò sicuramente le farò le qualifiche. Un'altra foto ve la farò sicuramente riguardante il mio tempo, ma vedremo sicuramente più avanti come si evolverà la situazione. Altra notizia ragazzi, avevo intenzione di farvi vedere magari qualche altro gameplay di Dota 2, visto che in questi ultimi giorni ci sto giocando, quindi magari all'interno di questi gameplay, come avevo citato in passato, non commenterò come i soliti gameplay con, come dire, con una voce senza appunto interruzioni, proprio perché come ben sapete Dota 2 è un gioco dove occorre grande riflessione, sicuramente grande strategia, e ogni secondo può essere fatale, quindi è anche importante a sua volta. Comunque io avevo intenzione di mostrarvi magari un video al giorno di Dota 2 se riuscirò a farlo, ma sicuramente saranno delle partite dove non commenterò come dire in maniera molto intensa, come ovviamente facevo nei replay, perché saranno delle partite in live, delle partite vere e proprie con dei giocatori online, quindi sicuramente non sarà tutto registrato, ma giocherò sul momento e quindi dovrò pensare. Certamente commenterò, ma non con questa intensità come appunto sto commentando tutti questi gameplay. Quindi i gameplay di Dota 2 vorrei pubblicarli perché è un gioco che mi sta piacendo molto in questi giorni e vorrei appunto farvelo vedere e quindi farmi sapere anche la vostra opinione sui diversi personaggi. Magari c'è una parte di voi che adora questi giochi, come i giochi tipo Dota, magari League of Legends, Smite, questi giochi come dire inerenti a questo unico genere, che adesso non mi viene in mente il nome, mi sembra MOBA, però non ne sono sicuro. E quindi ragazzi, avevo intenzione di farvi vedere una partita di Dota magari ogni tanto, anche se posso una volta al giorno, perché di solito gioco a questo gioco la sera, perché è un gioco davvero molto divertente. E sicuramente saranno partite molto lunghe, voi le conoscete se giocate a giochi del genere. Le partite di Dota 2 variano dai 40 minuti ai 50 minuti, anche a un'ora, però ovviamente gli appassionati sicuramente sanno di cosa parlo, e io da grande appassionato di questo gioco volevo appunto proporvi un video di questo genere, perché davvero mi sta piacendo molto come game, proprio a livello professionistico, e quindi vi farò vedere una partita magari del genere al giorno, se potrò ogni 2 giorni, accompagnata ai soliti gameplay che sto portando avanti di Titanfall, Thief e altri giochi che sicuramente vedrete. La campagna Rome 2 Total War sta andando avanti alla grande, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Avete visto l'ultimo assedio, proprio una chicca per la nostra grande popolazione, ovvero gli Iceni. Comunque, come avete ben potuto notare dagli ultimi commenti, la prossima campagna sarà con gli Iceni scusate, con i Macedoni, e sicuramente ci darà del filo da torcere anch'essa. Un'altra notizia ragazzi, come dire l'ultima notizia di quest'oggi, è che quando uscirà Watch Dogs ho deciso di comprarlo, dopo tutte le gameplay trailer che sono riuscito a notare. È un gioco che mi interessa, mi piace davvero tanto, l'atmosfera tecnologica, stealth, anche mischiata un po' di action, che davvero potrebbe essere un gioco divertente e avventuroso allo stesso tempo. Quindi mi raccomando ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione come al solito su queste mie idee. Comunque ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!